Flash news di Eboli in pillole. Alla luce delle vicende legate allo sfruttamento degli immigrati nelle primarie del PD, si chiede una verifica delle liste elettorali per controllare la veridicità delle iscrizioni alle primarie al fine di non invalidare le prossime elezioni comunali. Lo chiede al commissario prefettizio l'ex consigliere comunale capogruppo di Forza Italia Fausto Vecchio, oggi al fianco della candidatura a sindaco di Massimo Cariello. Secondo Vecchio, quando scoperto dai magistrati, dice chiaramente che nel PD di Eboli c'era una vera e propria organizzazione per sfruttare la disperazione degli immigrati nella città e nella piana. Vecchio interroga tutti sull'inquietante circostanza secondo la quale chi chiedeva le primarie come i riformisti non vi ha poi partecipato, mentre chi al contrario non le voleva alla fine ha partecipato ed ha vinto. A tale fine, come social TV, sono stati diversi gli amici che ci invitano ad inoltrare questa richiesta. Al fine di sfatare ogni dubbio sulla regolarità delle ultime primarie tenute dal PD, si invita tale partito a rendere pubblici i nomi di tutti gli iscritti votanti ai seggi. Non solo il comandante della Polizia Municipale Cosimo Polito ha svolto il servizio di leva nei Carabinieri, ma si precisa pure che un comandante della Polizia locale non è tenuto ad esibire la leva. Lo sottolinea una nota del Comune di Eboli, nella quale il commissario prefettizio Vincenza Filippi precisa anche le dinamiche per l'assegnazione dei gradi all'interno del corpo. Il tutto è conseguenza di un documento di critica presentato al commissario dalla CGIL. È ancora prorogata la chiusura della sede della scuola dell'infanzia Agatino Aria in via Bruno Buozzi fino a tutto il giorno 25 marzo 2015 al fine di ripetere i trattamenti di derattizzazione e disinfezione degli ambienti di questo istituto. Il provvedimento si era reso necessario a causa dell'allarme per la presenza dei topi nelle vicinanze della scuola. In cucina contro il cancro è il titolo di un convegno che si terrà ad Eboli presso l'Auditorium di San Bartolomeo giovedì 26 marzo alle 18:30. Interverrà il dottor Cesare Gridelli, migliore oncologo al mondo contro i tumori del polmone. Qual è la dieta idonea per cercare di prevenire le neoplasie? Un tema che interessa noi tutti. La cittadinanza, è invitata a partecipare. È tutto, arrivederci alla prossima.